Ha già alle spalle 3 condanne, una per guida in stato di ebbrezza. L'imprenditore 61enne arrestato per l'incidente costato la vita in A28 le cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. Si attende intanto il nulla osta per i funerali delle 2 cugine. Sarà una cerimonia unica, probabilmente a Conegliano. Le famiglie ancora senza pace. Il papà di Jessica sul pirata, uno così non doveva essere in giro. Non si fermano le tragedie sul lavoro. A Fusina, nel veneziano, un operaio 48enne di una ditta di Nervesa della Battaglia precipita da una impalcatura. Nel pomeriggio alla Basilica del Santo a Padova, l'addio al 12enne morto stroncato da un malore alla sua prima corsa campestre. Vittorio Veneto. Mattarella bis, centrodestra spaccato, la base leghista chiede spiegazioni ai parlamentari del Carroccio e a Salvini. Migliaia di chiamate al sondaggio di Ring, per il 79% la sua leadership è finita. Uffici pubblici, poste, negozi, oggi il debutto del Green Pass base per poter accedere ai servizi, non ci sono state criticità, chi non aveva il documento è stato respinto. Si chiama PNRR Team ed è il gruppo di lavoro istituito dal Comune di Treviso per concretizzare i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano ancora la tragedia in A28 costata la vita alle 2 cugine trevigiana Jessica e Sara. L'imprenditore arrestato era già stato condannato altre 3 volte in via definitiva, una delle quali proprio per guida in stato di ebbrezza. Era già stato condannato in via definitiva per 3 volte, di cui una per guida in stato di ebbrezza. Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro di 61 anni, arrestato per aver travolto lungo la A28 l'auto con a bordo le 2 cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, uccidendole sul colpo e poi fuggendo via. Lo ha fatto sapere il procuratore di Pordenone Raffaele Tito, che alla luce dei precedenti ha precisato che l'uomo in caso di condanna non potrà in nessun modo beneficiare della sospensione condizionale della pena. Non era dunque la prima volta che l'automobilista, in Italia da oltre 20 anni e titolare di un'azienda di autotrasporti a Billotta di Chions, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente, si metteva al volante sotto l'effetto di alcol. La procura, che gli contesta l'omicidio stradale aggravato dalla fuga, dalla morte di più persone e dallo stato di ebbrezza, ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. L'interrogatorio di garanzia dovrebbe svolgersi domani. Stiamo aspettando appunto che venga fissata l'udienza di convalida. E in quella sede il cliente valuterà se rilasciare dichiarazioni o meno. Ecco. Resteremo in silenzio in ossequio alla tragedia che ha colpito queste famiglie, fa sapere l'altro legale che segue l'imprenditore, l'avvocato Gianni Massanzana. Sia lui che Padalino hanno incontrato nel pomeriggio il loro assistito. Si trova in carcere a Udine perché appunto la normativa prevede l'arresto ed è stato tradotto a Udine per questioni di Covid anche, nel senso che il carcere di Pordenone era... Sì, la capienza massima era già stata raggiunta. Rinchiuso in cella, il 61enne appare fortemente provato dalla tragedia che si è consumata domenica sera, che ha segnato per sempre la vita delle famiglie delle 2 vittime, ma anche quella dell'investitore, padre a sua volta. Famiglie distrutte dunque a Marino di Piave e a Conegliano. Si attende poi il via libera per i funerali, probabilmente sarà una cerimonia unica e intanto i genitori, i familiari non si danno pace e chiedono ovviamente giustizia. Se a lui non gli fanno niente, io domani prendo la macchina, mi ubriaco e vado a sbattere, tanto non mi fanno niente, ok? E io non ho mai avuto nessun problema con la giustizia. Io questo che non riesco a capire. Io voglio che ci sia giustizia per mia figlia, per mia nipote e per le 2 bambine che sono rimaste senza mamma, che stanno ancora lottando per la vita. Chiuso nel suo immenso dolore, Alain, il padre di Jessica Fragasso, non riesce a trovare pace. Nella sua casa di Marino di Piave, con la moglie Barbara, riceve solo il fratello e la cognata. Giustizia è il suo grido di dolore. Dolore e rabbia lo attanagliano. Non è ammissibile che una persona ubriaca alla guida di un'automobile, e per di più già condannata per questo, possa distruggere tante vite, ci dice al telefono. Io quando vado in macchina sono lucido. Se bevo, faccio guidare a qualcun altro. Basta. L'impatto come un missile sull'utilitaria delle 2 cugine, i rottami sparsi nell'asfalto, il fumo, l'odore di benzina, la corsa verso l'auto con un filo di speranza, la cruda e amara verità.
senza pietà la sua mente ha cristallizzato ogni secondo della tragedia. Ho visto la macchina di mio nipote schiacciata e andare addosso al guardrail, ok? E la macchina schizzare sopra di lei, fare una capriola, ok? Fare una capriola, scendere, sbattere sulla mia parte sinistra della macchina e fare altre 2-3 capriole davanti a me. Ha capito? Io, la prima cosa che ho fatto, ho frenato, sono sceso e sono andato a correre alla macchina di mio nipote. Io sono arrivato alla macchina di mio nipote. Ho visto una scena che la macchina era con una scatoletta, ok? Una scatoletta. Io sono andato dietro a prendere mia nipote, quella piccolina di 2 anni e mezzo, che piangeva e mi guardava. Io ho cercato in tutti i modi di tirarla fuori, ok? Gli dicevo, amore mio, non riesco a tirarti fuori. Era schiacciata, non riuscivo, e piangeva e mi guardava. Poi ho preso la testa di mia figlia, che l'ho vista, e ho visto che era tutta piena di sangue. Ok, ho visto che per lei non c'era più niente da fare. Funerale unico per Sara e Jessica, insieme anche per l'ultimo saluto, con ogni probabilità nella parrocchia di San Martino a Conegliano. La data è ancora da stabilire. Si attende il nulla osta da Pordenone. Jessica donerà gli organi, dopo il funerale verrà cremata. In ogni istante il dolore e la rabbia prendono il sopravvento. Io, se non si fanno giustizia, giuro, col mio stesso vado dal Presidente della Repubblica, ok? Mi metto in piazza e lo giuro, qua davanti a tutti, mi sparo sulla testa. Mi sparo sulla testa perché non lo dico solo per me, attenzione, per la mia famiglia, ma per tutto quello che succede e succederà in futuro. Ha capito? Perché ci sono tantissime famiglie al posto come me. Tantissime famiglie, le famiglie come quella di Romina Ceccato, la mamma di una delle giovani vittime della strage, lo ricorderete, del 16 luglio 2019 a Jesolo, e Romina Ceccato si rivolge proprio alle famiglie di Sara e Jessica in queste ore. Ogni volta che vedo queste cose è un colpo al cuore, a quel mezzo cuore che rimane, perché quando ti vengono strappati queste vite, questi figli, questi fratelli, in questa maniera ti fai 100 domande e ti chiedi il perché. Non si dà pace. Romina Ceccato Laugeni, la mamma coraggio che dopo la morte del figlio Riccardo nel terribile incidente costato la vita a 4 ragazzi nel luglio del 19 a Jesolo, ha dedicato la vita a combattere la piaga delle stragi sulla strada. Ha creato un'associazione, ha incontrato i parenti delle vittime, ha organizzato fiaccolate ed ora si rivolge alle famiglie di Sara e Jessica, le 2 giovani morte sulla A28. Io posso capire cosa stanno provando in questo momento e con tutta me stessa gli sono vicina e mi impegnerò con tutto quello che posso, perché non deve mai più, devono finire queste stragi. Mamma Romina lancia ancora una volta un appello alle istituzioni ad unire le forze e a fare qualcosa di concreto per fermare questa strage. Basta. Ci sarà qualcuno disponibile a fermare questa pandemia di questi incidenti stradali. Ma la cosa che io chiedo ai governatori, alle istituzioni, al governo, sono giovani. Voi non avete figli giovani? Non avete nipoti giovani? Allora, se li avete, fatevi una domanda e datevi la risposta, che potrebbe accadere anche a loro. Perché la parola mai non si può togliere. Perché sulla strada ci siamo tutti. Sensibilizzazione, educazione, ma anche certezza della pena per chi causa queste morti. Ha sbagliato, deve pagare la sua pena. Ha corso nel centro abitato oltre il limite, paga la sua pena. Leggi, cambiamenti e messe in sicurezza e rispettate tutte quelle regole che vanno rispettate sulla strada. E si è rischiata purtroppo anche un'altra tragedia stamattina, poco dopo le 9 a Resana, lungo via Castellana, dove un 24enne della zona ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, che si è schiantata, come vedete nelle immagini, contro un platano. Il giovane è stato estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco ed è stato affidato alle cure del SUEM 118. È stato trasportato d'urgenza al Cafoncello, dove versa in gravi condizioni. La prognosi è riservata ai rilievi della polizia locale. Alla base dello schianto probabilmente una distrazione o forse un malore.
C'è un'altra piaga oltre a quella degli incidenti stradali, è quella dei morti sul lavoro in questo già tragico 2022. Una tragedia avvenuta stamattina, nella tarda mattinata di oggi a Marghera, a Fusina di Porto Marghera, un operaio di 48enne che lavorava per una ditta di Nervesa della Battaglia che è precipitato da un'impalcatura. È morto sul lavoro questa mattina intorno alle 11 Francesco Gallo, operaio specializzato di 48 anni, cadendo da un'impalcatura alta 4 metri mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione per conto della ditta del trevigiano OMD, per cui lavorava da tempo, con la tragedia verificatasi a Fusina, nel Veneziano, dentro uno dei capannoni della ditta Ecoprogetto, società del gruppo Veritas. Siamo estremamente addolorati per quanto è successo questa mattina. Si tratta di un dipendente, di un operaio di una ditta che per conto di Ecoprogetto stava effettuando delle lavorazioni di carpenteria, delle lavorazioni che i nostri non sono in grado, delle lavorazioni specializzate che i nostri non sono in grado di fare. Per questo ci eravamo rivolti a una ditta specializzata appunto in questi lavori. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118, il 48enne è morto sul colpo dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra. Il cantiere dove stava effettuando la manutenzione si trova all'interno del capannone dove il rifiuto secco viene trasformato prima in CSS, cioè combustibile solido secondario, e poi in energia, ovvero dove dovrebbe essere realizzata la seconda linea. Stava allungando una parte del rullo, cioè stava facendo sì che il flusso del CSS poi finisca direttamente dentro l'impianto. Originario di Gela, Caltanissette, in Sicilia, ma domiciliato nel Trevigiano, è la seconda vittima sul posto di lavoro in questi ultimi 2 giorni nel Veneziano e sempre a Marghera. Nelle scorse ore, morto in ospedale dopo giorni di agonia, Luciano Crepaldi, 57 anni, operaio di Cavarzere. Il suo cuore ha smesso di battere ieri, dopo una decina di giorni in ospedale, in seguito ad un incidente sul lavoro alla Pilkington, fabbrica di vetro per l'edilizia in via dell'Industria, Porto Marghera, appunto. Il cordoglio alla vicinanza ai familiari e ai colleghi di lavoro da parte dei sindacati e dei consiglieri regionali del PD Francesca Zottis con Jonathan Montanariello. Chiedono, tra le altre cose, di rafforzare gli organici dello Spisal per incrementare i controlli, per creare una cultura della sicurezza su cui non è più possibile risparmiare e per contrastare inaccettabili tragedie quali queste sul lavoro. Ovviamente sulla dinamica e su tutto il resto c'è un'indagine in corso che chiarirà. Un altro dramma, quello del 12enne Carlo Alberto Conte, lo ricorderete, stroncato da un malore alla sua prima corsa campestre a Vittorio Veneto nel pomeriggio alla Basilica del Santo a Padova, lo straziante addio. Un giardino di fiori bianchi sopra la bara di legno naturale. La mamma Valentina, il cappello a tesa larga nero a coprire il suo dolore, accompagna il suo principe Carlo Alberto nell'ultimo viaggio, le mani giunte con il papà Dino Massimiliano e l'atleta delle Fiamme Oro Paolo Venturini a sorreggere un dramma di cui ancora ci si chiede il perché. Ad accompagnare Carlo Alberto Conte, i suoi 12 anni di vita, alla sua ultima corsa, padre Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina. Sopra la tonaca il fazzoletto degli scout. Tutti presenti in una basilica del Santo che all'improvviso sembra troppo piccola per contenere chi a Carlo Alberto voleva bene: gli amici della scuola media Pascoli, gli scout, i compagni di squadra in divisa cremisi delle Fiamme Oro che lo hanno accompagnato a spalla davanti all'altare. Un ragazzo speciale, Carlo Alberto Conte, che il suo posto in quel cielo dove tutti noi lo immaginiamo ce l'aveva già. La stella della costellazione dell'Orsa Maggiore che gli era stata dedicata come regalo per la sua comunione e cresima. Tanti sacerdoti presenti, stretti alla famiglia, le massime autorità cittadine. Nell'omelia Don Ulisse Zaggia, cappellano della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro, lo ricorda nelle sue inesauribili passioni, compresa una valigetta. Ho in mente quella valigetta 24 ore che mi avete fatto vedere a scatto, che è degli anni 80, anacronistica, ma che lui riempiva
in maniera proprio tutta squadrata, riempiendo gli spazi quasi per partire per un viaggio, la sua vita, alla ricerca del senso della sua vita. A ricordarlo sono poi i suoi compagni di classe della seconda B della Media Pascoli. Un momento bello condiviso con lui da ognuno, nome dopo nome. E poi il gruppo delle Fiamme Oro. Era il nostro fratellino e il migliore amico di Carlo Alberto. Mi piaceva trascorrere il tempo con te, giocare, ridere e scherzare e prenderci in giro. Non dimenticherò mai le nostre partite a basket, le nostre corse in bicicletta, le nostre battaglie con le pistole. Ci siamo sempre tanto divertiti. Caro Carlo Alberto, amico mio, la tua assenza sarà dura da sopportare, ma sei volato in cielo e l'unica cosa che posso fare è continuare a portare nel mio cuore il tuo ricordo. Ti voglio tanto tanto bene. Aveva l'infinito negli occhi, ricordano le animatrici e le insegnanti. Un principe che continua a fare del bene, chiedendo a tutti i presenti di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie del cuore nei giovani atleti. Sul sagrato, l'ultima carezza di mamma e papà. E poi la partenza, salutata da un timido applauso. Una tragedia in montagna, un 74enne di Mogliano Veneto ha perso la vita colto da un malore mentre con una coppia di amici stava scendendo dalla chiesetta di San Mauro verso località Campelli in Val Scura, siamo nel Bellunese. Individuato il posto, l'elicottero del SUEM Piavedicadore ha sbarcato con un vericello l'equipe medica e il tecnico dell'elisoccorso che sono subentrati presenti, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso del 74enne di Mogliano. La politica adesso, la politica e le rese dei conti nella Lega dopo l'elezione, o meglio la rielezione subita del Presidente della Repubblica Mattarella. Domani sera al K3 i parlamentari trevigiani dovranno spiegare l'accaduto ai militanti, mentre i telespettatori di Ring su Antena 3 ieri sera hanno dato un giudizio inequivocabile sulla leadership di Salvini. Vediamo il risultato del sondaggio. Lega, dopo il Quirinale, è finita la leadership di Salvini? Sì, per il 79,7%. I commenti al vetriolo sui social, i malumori nelle chat dei tesserati, che dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale il capitano Matteo Salvini sia uscito malconcio agli occhi dei suoi, lo conferma il netto risultato del sondaggio di Ring, che lascia poco spazio alle sfumature. Per il 79,7% delle migliaia di telespettatori che hanno chiamato, la sua leadership nella Lega è tramontata, solo il 20,3% lo difende. Una frattura con i militanti che il partito deve ricomporre. Non a caso domani sera al K3, sede provinciale del Carroccio, i parlamentari trevigiani spiegheranno via webinar alla base come si è arrivati al Mattarella bis, ipotesi che alla vigilia del voto veniva esclusa. C'è un clima di grande fermento, i militanti desiderano capire come si è arrivata alla scelta del Mattarella bis. Penso che queste ore, i prossimi giorni, siano proprio utili perché ci venga spiegato come mai è maturata questa scelta che magari è sembrata a molti improvvida. Salvini è consapevole che il malcontento va contenuto e senza perdere tempo ha convocato il Congresso federale, nel quale peraltro si dovranno valutare le posizioni degli ultimi dissidenti, dall'europarlamentare Gian Antonio D'Arè al sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Anche questo un modo per ribadire la leadership offuscata che ben pochi nella Lega si permettono di contestare apertamente. Io non credo che la leadership di Salvini sia in tramonto o che sia messa in discussione, però non è in discussione la leadership, è in discussione magari il metodo con cui è stato scelto il capo dello Stato. Su questo credo che all'interno delle nostre sezioni con i parlamentari ci sarà ampio dibattito e la possibilità di capire come si è divenuti a questa scelta. Da una parte i militanti, l'elettorato, dall'altra il rapporto con gli alleati. La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema, ha detto il leader leghista arrivando in via Bellerio a Milano, dove ai cronisti ha chiarito. Io lavoro per unire, non per dividere, quindi non rispondo a polemiche, attacchi. Quindi guardo sempre oltre. Non risponde alla Meloni. Ho scritto al Presidente, no, non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra. Ma proprio tra gli alleati c'è chi lo invita alla prudenza. Se ogni tanto dimenticasse il telefono o si chiudesse in un religioso silenzio, farebbe bene a tutti, a se stesso prima di tutti e anche un po' a noi del centrodestra. Perché se da una parte c'è chi litiga, dall'altra c'è chi raccoglie, anche se con il sorriso. Tomaello, sono io che sto facendo un sacco di tessere di Fratelli d'Italia di delusi della Lega.
Parliamo del Covid, accessi in calo nei punti tamponi della provincia di Treviso grazie al potenziamento del progetto di screening scolastico comunale messo a punto dal dottor Rigoli in collaborazione con i sindaci del territorio. Per questo l'ULSS 2 ha annunciato alcune importanti rimodulazioni dell'attività dei Covid Point che scatteranno da giovedì 3 febbraio. A Treviso il Covid Point dell'ex Dogana anticiperà la chiusura alle ore 19, lo sapete era stato portato alle 22 la chiusura, tornerà alle 19. A Conegliano sarà disattivato il punto tamponi riservato agli studenti attivo al distretto di via Galvani con accorpamento dell'attività alla Zoppas Arena. Intanto oggi è stato il giorno del debutto del Green Pass base in negozi, uffici e poste. Allora il viaggio di Anna De Roberto comincia proprio tra negozi e tabaccherie. Le hanno controllato il Green Pass? Sì. Bene. Tutto a posto. Sia nel negozio di borse che qui in profumeria. Ed è giusto che sia così. Cosa ne pensa di questa nuova misura? Bene, bene. Chi si è attrezzato con personale dedicato all'ingresso, soprattutto le catene, chi invece è andato incontro al cliente una volta entrato, chi ha fisso direttamente un avviso in vetrina. Nessuno si è fatto trovare impreparato al nuovo obbligo in vigore da oggi di avere almeno il Green Pass base per entrare in negozio. Sì, me l'hanno chiesto tutti i negozi che io sono andata. Nessun problema, anzi preferisco. Vi hanno controllato il Green Pass? No. Vi hanno chiesto il Green Pass, signora? No. I controlli in realtà sono chiesti ai negozianti, ma a campione. Parlando con i titolari si scopre che alcuni clienti, evidentemente non in regola, avevano chiamato già in mattinata per accertarsi se davvero fosse entrata in vigore la nuova norma. Norma che già sta dividendo i negozianti tra favorevoli, contrari e perplessi. Sono positiva, lo facciamo vedere al bar tutte le mattine, insomma non penso sia un impedimento. Mi adatto e giochiamo l'ordine di quello che ci dicono di fare, non è che sia giusto. Noi non siamo dei controllori, tutto là. È giusto che uno abbia la possibilità di comprarsi un paio di scarpe anche se non ha il Green Pass. Non ci metti a conoscenza di uno stato di salute di una persona, ma solamente che appartiene a una cerchia a un gruppo di persone che sono iscritte a un'applicazione e niente di più. Quindi sì, di fatto non ha un'utilità secondo noi, ecco. I più critici e anche meno propensi per questo a rilasciare dichiarazioni sono i titolari delle tabaccherie. Un'altra cosa da fare che si poteva evitare. A loro sostegno anche qualche cliente. Siamo veramente, guarda, io che sono vecchia non ne posso più. E poi non solo i negozi, come dicevamo, anche gli uffici pubblici e le poste. Vediamo com'è andata. Buongiorno signora. Sì, facciamo un controllo Green Pass e poi le chiedo il nominativo. Green Pass base, beh, diciamo bene, a parte poche persone sprovviste, per il resto tutto funziona bene. Cosa avete fatto con le persone che non l'avevano? Non abbiamo potuto farle accedere, anche perché è un Green Pass base, per cui hanno la possibilità di effettuare un tampone. Sono 5 le persone che alle 11:30 di questa mattina si sono presentate in anagrafe a Treviso senza Green Pass e per questo sono state invitate a tornare. Tutti stranieri, alcuni non in regola con il permesso di soggiorno. 2 persone ad accogliere gli utenti guidandoli nel percorso fin da mattina presto. Dall'esibizione del Green Pass alla misurazione della temperatura, senza certificazione base da oggi non si entra negli uffici pubblici. Ma la campagna di comunicazione, ci spiegano, è stata massiccia e la maggior parte dei cittadini ne era perfettamente a conoscenza. C'ha tutto, Tutto. Lei ce l'ha il Green Pass? Sì, ce l'ho. Sì, anche io Green Pass. 2 le persone sprovviste di certificazione verde invece alle poste di Piazza Vittoria in tutta la mattina. Non abbiamo avuto particolari difficoltà. Qualcuno che non era in possesso del Green Pass ed è stato invitato a ripresentarsi. Insomma, si sono presentati tutti organizzati e attraverso il nuovo gestore attese abbiamo convalidato il famoso Green Pass. Green Pass scannerizzato direttamente dal lettore del totem, in caso di difficoltà si passava direttamente al controllo cartaceo allo sportello. Tutto bene, tutto veloce? Sì, sì, il Green Pass, sì. Direttamente allo sportello, quindi basta. Quindi tutto bene? Tutto bene. Nessun rallentamento? No, tutto a posto. Grazie. Veloce.
Restiamo a Treviso, si chiama PNRR Team ed è il gruppo di lavoro istituito dal Comune di Treviso per concretizzare i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo staff comprende 12 posizioni tra dirigenti e funzionari del Comune che lavoreranno in maniera multidisciplinare per intercettare e gestire i progetti in maniera agile e immediata. Il team relazionerà alla Giunta a cadenza mensile sullo stato di avanzamento del percorso, eventuali criticità o opportunità riscontrate. PNRR Treviso affronterà tutte le aree tematiche strutturali di intervento, dalla digitalizzazione alla salute, passando per mobilità sostenibile, istruzione e transizione ecologica. Abbiamo davanti a noi un'opportunità irrinunciabile per intervenire in maniera forte e coesa per una città più sostenibile e inclusiva, proiettata verso il futuro in linea con i più alti standard europei. Le parole del sindaco Mario Conte, che oggi peraltro è tornato sulla questione della ricreazione in classe per l'allerta smog, una proposta che in questi giorni, lanciata proprio nel nostro telegiornale, ha fatto discutere, e così il Primo Cittadino oggi chiarisce che in realtà si trattava di una riflessione. In realtà la mia è stata una riflessione di assoluto buonsenso. Qualcuno potrebbe aver interpretato male e così il sindaco di Treviso, nonché responsabile della salute dei suoi cittadini, Mario Conte, chiarisce che la proposta di cercare luoghi al chiuso in cui far fare la ricreazione agli alunni per tenerli lontani dall'aria che in questi giorni ha raggiunto livelli di concentrazione di polveri sottili 3 volte oltre il consentito era solo una riflessione. Non è una volontà di chiudere o far fare altri ulteriori sacrifici ai nostri bambini, però qualora ci fossero delle possibilità alternative per quel tempo dedicato alla ricreazione, io invito i dirigenti scolastici a valutarla. Alternative come, spiega Conte, le palestre. Oltre al direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, anche il Partito Democratico intanto ha applaudito alle intenzioni, assicurando ogni appoggio in consiglio al sindaco. In realtà Conte torna a chiarire: la proposta era rivolta ai dirigenti scolastici e limitata a gestire un'emergenza. I dirigenti scolastici si sentano liberi, anche perché si sono sempre dimostrati assolutamente attenti e responsabili, quindi sapranno valutare se ci sono le condizioni da un punto di vista sanitario per continuare a fare la ricreazione all'aria aperta, ben venga. Se invece ci sono possibilità alternative, chiedo che vengano semplicemente valutate. Quindi lei non farà nessun provvedimento d'invito? No, assolutamente. Adesso andiamo nel Bellunese. L'economia e soprattutto il lavoro in primo piano, con ACC Wambao che potrebbe passare di mano. Il gruppo LUVE, tra i primi operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha presentato una proposta vincolante per l'acquisto di un ramo d'azienda dello storico stabilimento. L'annuncio dell'azienda, che ha nella Sesta di Limana la sua controllata, è stato diffuso oggi, giorno dell'apertura delle buste. Delle 3 manifestazioni di interesse, 2 italiane e una asiatica, solo una si è trasformata in offerta vincolante d'acquisto di ACC, quella della LUVE Group di Varese, che alla Sesta di Limana, sua controllata, e in altri stabilimenti produce scambiatori di calore per banchi frigoriferi, condizionamento d'aria, refrigeratori e pompe di calore. È stata la stessa società a rendere noti i dettagli per l'acquisizione di un ramo d'azienda di Italia Wambao ACC di Mel in amministrazione straordinaria. Se accettata, la proposta prevede nell'arco di 3 anni l'assorbimento di una parte dei 300 lavoratori di ACC e investimenti nel sito per circa 6 milioni di euro. Oggi era l'atteso giorno per l'apertura delle buste dopo la scadenza dei termini per la presentazione di offerte vincolanti per l'acquisto di ACC di Mel, e al comunicato di LUVE sono seguite note di entusiasmo dal presidente Zaia, che, ringraziando il ministro Giorgetti, plaude alla via della reindustrializzazione di ACC, alla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Berton, che, esaltando la lungimiranza di SEST, esorta le istituzioni locali e nazionali a dotare il manifatturiero di infrastrutture materiali e immateriali all'altezza delle sfide che lo attendono. Il ministro D'Incà parla di un importante segnale per lo stabilimento e per il territorio bellunese. Fosse davvero quella proposta dalla LUVE la nuova strada per ACC, dopo la chiusura di Embraco, l'operazione decreterebbe anche la fine della produzione italiana del compressore, dal 1968 a Mel, qualche anno prima a Torino. Lo ricorda l'assessore regionale Donazzan nella sua nota, citando ACC, ultimo produttore dei compressori,
consumatori, parte nobile dell'elettrodomestico che è stato il cuore dell'industria italiana per decenni. Donatsan ha già offerto alla Luve la garanzia che sarà accompagnata dalla Regione del Veneto nel percorso di trasformazione. Quanto ai lavoratori, il piano di Luve non prevede l'assorbimento di tutte le maestranze ed è a chi non rientrerà nel definitivo perimetro produttivo che l'assessore regionale al lavoro garantisce riqualificazione e rioccupazione. Forse un po' troppo per una vicenda che è solo le battute iniziali e infatti è tiepida la reazione dei sindacati che si sono battuti per una soluzione industriale e occupazionale in una lunga e sofferta vertenza a favore e non sulle spalle dei lavoratori. Dai vertici di FIOM, nazionale e provinciale, è partita oggi stesso una richiesta di incontro urgente al Mise. I carabinieri forestali del Veneto e della stazione di Belluno hanno individuato la persona che ha gettato rifiuti nella scarpata sud della strada provinciale 11 che collega gli abitati di Pian di Vedoia a Soverzene. I rifiuti, fortunatamente non pericolosi, erano stati chiusi in sacchi di plastica di colore nero. Il trasgressore è stato multato a norma di legge. Sanzioni sono state elevate anche nel comune di Ponte nelle Alpi nei confronti dei proprietari dei cani per l'abbandono delle deiezioni su aree pubbliche. Il sindaco Vendramini ricorda che c'è un monitoraggio continuo nelle zone delle uscite autostradali, nelle arterie principali e negli spazi di sosta come il park tra Cadola e Rione Santa Caterina. Una delle allarmi principali di questi giorni riguarda le piscine gli impianti natatori con ristori che sono briciole, gridano, ma anche con il caro bollette, una tempesta perfetta che fa gridare appunto all'allarme, e per questo ci sarà anche a livello regionale una serrata degli impianti domenica 6 febbraio. Domenica prossima piscine chiuse a Pedavena, Santa Giustina, Agordo, Longarone, Pieve di Cadore e Pelos di Cadore. Le norme anti-Covid e il caro bollette stanno mettendo a dura prova la tenuta economica degli impianti natatori che per il prossimo 6 febbraio hanno deciso a livello nazionale di sospendere l'attività ridotta ormai al 50-60%. Da molti mesi il sistema dei gestori delle piscine ha chiesto degli incontri mirati e approfonditi sia col governo centrale sia con la regione del Veneto per andare ad analizzare a fondo quali sono gli interventi che possono essere fatti proprio per evitare quello che sta succedendo. Gli aumenti dell'energia e del gas e dei prodotti chimici stanno mettendo in ginocchio moltissimi impianti a livello nazionale. In tutti questi mesi, con tutti gli interventi che sono studiati per gli impianti di risalita, eccetera, eccetera, ci si dimentica delle piscine. Per quello spesso si accomunano poi le piscine alle palestre private. Noi siamo gestori, per il 95% delle piscine sono pubbliche, quindi sono di proprietà degli enti locali, dati in affidamento, in convenzione a società come la nostra, e che quindi non abbiamo la libertà di decidere quello che vogliamo. A livello locale le amministrazioni proprietarie degli impianti della provincia di Belluno sono intervenute a sostegno degli enti gestori, ma i loro aiuti non sono sufficienti per risolvere un problema che riguarda un'attività fondamentale per la salute, la prevenzione, lo sport, la socialità. Per questo l'iniziativa di domenica sarà svolta in piena sintonia con gli enti locali. Il grido è di forte allarme. Se non ci dovessero essere delle risposte, dovremo ovviamente ripetere l'iniziativa o arrivare anche a delle soluzioni. Già alcune piscine hanno chiuso parte delle vasche, alcune hanno deciso di non aprire più certi giorni della settimana, perché dobbiamo sostenerci economicamente, quindi se l'attività è in perdita bisogna chiudere. In chiusura un aggiornamento di cronaca e torniamo a Treviso, nella Marca trevigiana, in una giornata ricca purtroppo di tante notizie di cronaca. La morte di un 62enne avvenuta nel pomeriggio a Maserata. Il 62enne si chiamava Lorenzo Missiato, un probabile malore. L'uomo è caduto in bagno, ha sbattuto la testa contro lo stipite della porta e purtroppo è morto. Non c'è stato nulla da fare. È successo appunto nel pomeriggio a Maserata. La vittima, Lorenzo Missiato, aveva 62 anni. L'ultimo aggiornamento di cronaca, adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo.
2 febbraio, alta pressione e bel tempo. Dunque, secondo il famoso detto popolare della Candelora, l'inverno potrebbe riservarci ancora qualche gelida sorpresa. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo qualche addensamento e locali foschie mattutine, con il passare delle ore più sole dappertutto, salvo per occasionali annuvolamenti irregolari sulle Dolomiti. Venti molto forti in quota con raffiche di fön nei fondovalle e sulla pedemontana, a tratti anche in pianura. E questo causerà un aumento termico con temperature minime tra -2 e 2 gradi, massime comprese invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso ampio soleggiamento ovunque, salvo per occasionali addensamenti in pianura, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo nevicate a quote basse sui settori di confine, soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.